siamo un paese spompato che non ha ideali, credo che purtroppo bisogna mettere vicino anche quell'altra considerazione che si sente molto spesso. La politica è sporca, la politica fa i suoi affari, la politica non è fatta per il cittadino ma è fatta per gli interessi di qualcuno. Allora, secondo me è importante che qualcuno cominci a fare politica dimostrando che si può fare qualcosa di più per la gente piuttosto che per le istituzioni, perché ormai qui con questa burocrazia, con questi enti, con queste presidenze, con questi privilegi che hanno tante persone che si sono messe in politica, va a finire che, diceva ieri la televisione, lavoriamo fino al 26 di giugno solo per pagare lo Stato. Allora, non è giusto che il cittadino si senta sempre oberato di tutti questi impegni, perché c'è gente che spreca tutte le cose che vanno buttate via, tutte le cose che vengono costruite per niente. Noi ne abbiamo qualche idea, lei lo sa meglio di me, insomma, perché tutte le sere ne vediamo qualcuna. Allora è ora che ci mettiamo a fare un'amministrazione un po' più seria e che la gente abbia più fiducia nei suoi rappresentanti. Oggi manca la fiducia nei rappresentanti, non nelle idee, perché tanta gente che viene anche qui a ascoltare viene proprio perché sente ancora questo amore per il suo paese e per l'impegno pubblico, ma tante volte se ne sta lontana perché dice qui è meglio non andare in mezzo a tutti questi centri di potere, perché altrimenti ti disintegrano, ti distruggono. Allora cerchiamo di avere almeno questa possibilità di vedere che lavorano un po' anche per noi, cioè che risparmiano, che tirano via le spese inutili, che tirano via gli enti inutili, che ci dicono finalmente guarda, non lavorare per noi mezzo anno, bastano solo 3 mesi e mezzo. Sugli esiti, cioè nel senso che se pensiamo che la politica possa da sola autolimitarsi, autocensurarsi, noi stiamo freschi. Noi dobbiamo creare nel nostro paese un movimento di opinione, in questo caso non legato a uno schieramento politico, ma realmente legato alla cittadinanza tout court, che dica a chi ci governa, a chi è in Parlamento, a chi viene a rappresentarci, che punto primo vogliamo il diritto di sceglierci i nostri rappresentanti, punto secondo che dovete rispettare gli impegni assunti da destra a sinistra con gli elettori di eliminare gli enti inutili, di dimezzare i parlamenti pletorici, quindi di ridurre le spese che gravano, diciamo, sulla cittadinanza.